Ciao, questo video è per promuovere Bolzaneto, patrimonio dell'UNESCO. Le strade piene di vita, fermate dell'autobus stupende e soprattutto le pittoresche farmacie fanno di Bolzaneto la perla della Liguria. Davanti a me uno degli edifici più suggestivi di tutta Bolzaneto, il Palazzo della Mutua, il cosiddetto Taj Mahal. E qui ancora oggi avviene l'attività più tradizionale del popolo di Bolzaneto, farsi curare. Il centro nevralgico culturale di Bolzaneto è qui. La SMS Fratellanza, sovrastata dalla magnificenza della Casa del Popolo. Qui vengono approfonditi temi di carattere filosofico sul destino, spesso ricorrendo alla declamazione di famose figure religiose in voga ai nostri giorni. L'attività intellettuale viene poi associata alla pratica sportiva. Perché bocciare un pallino è ancora un valore che conta qui a Bolzaneto. Qui sotto l'Agea. Un corso d'acqua ricco di risorse. Anni fa qui si praticava la pesca sportiva al ratto di fogna, gare di cannette e la consultazione di manuali di pratiche amorose, ai più noti come pornazzi. Mi trovo all'inizio di via Bolzaneto. Purtroppo qui su questo palazzo è andato ormai perduto il famoso affresco che recitava "La donna che fuma al cervello di una capra". Via Giro del Vento mantiene ancora il suo fascino originale. Eccomi sulla High Line di Bolzaneto. Un'opera che ha ispirato alcuni interventi architettonici della cittadina di New York. In inverno si possono avere anche meno 20 gradi. Il grande fiume Paul's Vera Creek, che ha ispirato così tanti poeti ed artisti. De André scrisse su queste rive la magnifica Fiume St. Creek, originariamente Fiume St. Quirico, dedicato proprio alla vicina località balneare. For all those who come from overseas, here's the Bolzaneto Grand Central, la stazione centrale di Bolzaneto. Qui venivano spesso utilizzati grandissimi attori per declamare l'arrivo e la partenza dei treni. Si parla di Gabriele Lavia, di Giorgio Albertazzi e artisti di questo calibro. Bolzaneto, stazione di Bolzaneto, tensione sul terzo binario, treno in transito. Rimane ormai poco di quello che era una volta il binario morto, una sede obbligata per tutti i ragazzini che praticavano l'arte del rusco, una sorta di approccio amoroso fatto di piccoli strofinamenti e di giramenti di dita. Eccola qui, la torre più grande di Bolzaneto, il campanile della chiesa di Nostra Signora della Neve, fatto a forma di campanile di Nostra Signora della Neve. E quindi firma anche tu per far di questo posto un patrimonio di tutta l'umanità. Marco, merda! Che cazzo vuoi?